Palazzo Ducale. Una lunga coda di turisti si snoda sotto i portici fino a Piazzetta San Marco in attesa di visitare uno dei simboli di Venezia. Poco distante, nell'ala napoleonica, c'è sicuramente da aspettare meno per poter accedere al Museo Correr. Apparentemente sembrerebbe una giornata come le altre, in realtà non lo è. Il Ducale e il Correr sono gli unici due musei civici aperti, nel caso del Ducale parzialmente. Per la terza volta i lavoratori dei servizi in appalto dei musei civici veneziani sono in sciopero e manifestano anche per le vie della città. Uniti affermano nel difendere posti di lavoro e condizioni occupazionali e contrattuali in vista del prossimo cambio di appalto nella primavera del 2017. Noi questa vertenza la stiamo seguendo in modo attivo da più di un anno. Abbiamo iniziato le trattative nel maggio del 2015 per rivendicare tutti i nostri diritti e per rivendicare le garanzie non soltanto del mantenimento del posto di lavoro, ma il mantenimento anche delle condizioni contrattuali, delle condizioni economiche, degli stessi diritti acquisiti. La Fondazione dei Musei Civici Veneziani e il Comune affermano si rifiuta di firmare un'intesa che contenga tutele e garanzie per tutto il personale. Noi vogliamo che il sindaco si faccia carico, così come è sempre stato, dell'avvertenza dei musei civici, dell'avvertenza dei lavoratori in appalto, che prendono circa 800 euro al mese. Noi chiediamo che il sindaco possa andare oltre quelli che sono stati gli ostacoli iniziali di questa avvertenza, in modo da poter dargli il suo contributo alla discussione per realizzare una norma che in cambio d'appalto tutela i lavoratori e le loro famiglie, per i quali siamo veramente preoccupati. Alcune uscite del primo cittadino qui non sono state prese bene. Non sa queste persone come svolgono il loro lavoro, quindi che prima di parlare interpelli le persone, le accolga, le ascolti e dopo può parlare. Siamo bravi, lavoriamo tanto, non siamo ignoranti, sappiamo fare bene il nostro lavoro, bene e tanto. Puntuale come in occasione degli scioperi dei musei civici del 29 e 30 luglio, arriva poi la polemica sull'aver offerto una brutta immagine di Venezia. Ci affibbiano come protagonisti e propulsori di un danno d'immagine alla città stessa. Noi ci chiediamo quale sia l'idea di città che hanno in mente questi signori, dal momento che combattere per i diritti e lottare per un futuro che ci possa dare delle garanzie, delle tutele per il nostro lavoro, significa parlare a tutta la città e significa rendere prioritaria una gamma di tutele che sono per noi fondamentali per il futuro anche delle generazioni che verranno dopo di noi.